Il girone A di eccellenza siciliana si apre con il sorprendente 3-1 del CUS Palermo contro il Castellammare, a Fulgatore per l'inagibilità del Giorgio Matranga. I trapanesi al primo turno d'andata di Coppa Italia hanno pareggiato 0-0 a Sciacca, i palermitani invece hanno perso 3-0 nel derby contro il neopromosso Resuttana San Lorenzo. Protagonista del match è Salvatore Maltese che, lanciato in contropiede, calcia addosso a Nasca, il portiere del CUS. Un paio di minuti dopo deve deviare sul palo questa punizione di Virgilio, intervento fondamentale. Gli ospiti hanno la prima chance al 13° quando Carollo crossa e per poco non trova la testa di Nuccio. Giallo-rossoneri che con un po' di coraggio in più ci credono. Cross di Cubi, Pizzolato regala l'assist a Nuccio. In tuffo porta avanti il CUS Palermo, dal primo minuto si fa subito sentire l'attaccante classe 96 per il primo gol stagionale della sua squadra. La reazione del Castellammare si prova ad ottenerla da calcio d'angolo. Pizzolato vuole farsi perdonare, lui vuole mettere l'assist ma il pallone torna dalle sue parti. Nessun tap-in con Carollo che è riuscito a disturbare. Il capitano del CUS poi con la gamba tesa subisce un fallo da Maltese che riceve il cartellino giallo da Asaro di Marsala. Calcio d'angolo, questa la via intrapresa dal Castellammare. Secondo palo e Tarantino sfiora il pareggio. La squadra di Miglione sembra che lo faccia apposta. Ancora Maltese, ancora davanti Nasca, sembra scontato l'esito, invece il diagonale finisce incredibilmente fuori. Nel secondo tempo sempre Maltese riceve in profondità dalla sinistra ma va alto. Giornata troppo no. Tante opportunità buttate via eppure accade una cosa più inspiegabile. Traversone sono in 3 ad attaccare la profondità e invece tutti giù per terra. Ma Milana letteralmente spinge il pallone con la punta del piede e pareggia così l'1-1 del classe 2003 cresciuto nel Trapani. Colombo inserisce Aliotto, Fofana e Taibi nel suo CUS Palermo. Intanto Maltese prova a conquistare un calcio di rigore, finisce per prendersi il secondo giallo e dunque espulsione. Tanto funambolico per concludere nel peggiore dei modi. Castellammare in 10 per l'ultimo quarto d'ora di gara. Il CUS approfitta alla grande della superiorità numerica e con i cambi. Lancio perfetto di Aliotto per Fofana in campo apertissimo. Lui supera Grimaudo grazie al rimbalzo e segna a porta vuota. Palermitani di nuovo avanti, non ci sono segnali dal Castellammare per poterla pareggiare e allora ancora Aliotto, nuovamente decisivo a battere una punizione per Taibi. Il classe 2005 supera prima Caiozzo, poi Pizzolato e batte Grimaudo che si aspettava il pallone dall'altro lato. 3-1 e tantissima soddisfazione in casa CUS Palermo con tutti questi giovani per questa vittoria che in eccellenza mancava da più di 7 mesi, in trasferta da più di un anno. Invece tantissimo l'amaro in bocca per il Castellammare.